Ciao da Nicoletta e oggi è il 31 dicembre e mi sembrava carino darti un messaggio e lasciarti una pillolina di riflessione per la chiusura di quest'anno che è stato un po' particolare per tante persone, almeno l'esperienza mi porta a dire questo, i racconti delle persone mi portano a dire che è stato un anno tosto. Nell'ottica di una nuova apertura del 2018, che è un anno, se fate la somma, un anno 11, un anno un po' illuminato, un anno particolare. Cosa fare? Sicuramente passeremo una serata, la passerò con Monia, con la mia sorellina d'anima, sono felicissima. Passeremo una serata con le persone a cui vogliamo bene. Il consiglio cos'è? Prendi carta e penna oggi in giornata se hai modo e scrivi tutto ciò che vuoi lasciare andare. Perché come sempre, di solito a fine anno si fa un po' il bilancio per partire con nuovi obiettivi a gennaio, però spesso con i nuovi obiettivi ci sono solo all'inizio e poi via via nell'andare del tempo e dei giorni vengono un po' a scemare. Cosa puoi fare? Veramente prendi carta e penna e scrivi, scrivi, scrivi a ruota libera tutto ciò che vuoi lasciare andare di quest'anno, tutto ciò che ti è costato fatica, tutto ciò che sì, da cui hai imparato, ma che è giusto che ormai sia lasciato andare al passato. E poi quando hai voglia prendi una candela, magari bianca o quello che vuoi, un accendino, qualsiasi cosa, la cosa più semplice del mondo e dai fuoco a queste cose, lasciale andare, lascia che si trasmutino in cenere, lascia che sia. E invece scrivi magari cosa ti aspetti, disegna, prendi un poster, prendi un foglio grande, disegna cosa vuoi da questo nuovo anno. Disegnalo sentendoti connesso e grato, come se già fosse, come se le cose che tu desideri già fossero accadute, con quel senso di immensità e di connessione che possiamo provare, perché l'amore, la connessione e la gratitudine penso siano i sentimenti più belli e sono i sentimenti che ti auguro per il 2018. Davvero, prendi questa cosa e disegna, disegna, disegna ciò che vuoi, disegna ciò che sei, disegna ciò che vuoi essere, non sei ancora, ma che sai che sarai. E di questa frase oriento tutta l'energia disponibile alla manifestazione di, e magari qualcosa di magico accadrà. Ripeto, sentiti grato, connesso e con una sensazione di amore profondo, perché è l'emozione più forte e più importante, l'emozione che ti auguro di avere ogni giorno nel tuo cuore nel 2018. Ciao e al prossimo anno ormai. Ciao ciao!